La Guardia di Finanza Gico di Palermo e il reparto della Polizia Penitenziaria Casa Circondariale Lorusso Pagliarelli hanno eseguito provvedimenti nei confronti di 63 soggetti per i reati di cui all'articolo 416 bis, 74 e 73 del DPR 309/90, estorsione, emessi dall'ufficio GIP presso il Tribunale di Palermo su richiesta della Procura della Repubblica di Palermo DDA. L'indagine, denominata Villaggio di Famiglia, è stata condotta dai finanzieri del GICO e dal reparto della Polizia Penitenziaria Pagliarelli Lorusso con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia e ha avuto come esito l'esecuzione di 25 provvedimenti di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettante persone indiziate a far parte del clan mafioso di Pagliarelli. Gli indagati sono accusati di associazione di tipo mafioso, estorsione, associazione finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. L'attività svolta dal 2019 sino all'emissione delle misure era puntata sul clan mafioso Pagliarelli. L'attività investigativa ha fornito un quadro fedele delle attività illecite e delle dinamiche criminali interne al gruppo mafioso. In particolare l'indagine ha fatto e ha ricostruito l'organigramma del gruppo con i relativi vertici, gregari e compiti a essi assegnati nonostante siano stati detenuti in carcere. Pertanto è stata analizzata l'attuale ritenuto circuito di potere mafioso all'interno del villaggio di Santa Rosalia a Palermo, a cominciare da quello che all'esito delle investigazioni può senz'altro dirsi costituirne il vertice indiscusso. Tra la posizione degli odierni indagati, tra i quali le iniziali AF, ha fatto emergere come, nonostante la detenzione, riuscisse a ricevere sostentamento economico da parte di altri sodali appartenenti al mandamento mafioso di Pagliarelli in prossimità delle principali festività, a beneficio della loro cerca familiare, come dovuto in ragione del suo ruolo apicale, contribuendo ad alcuni sodali sistematicamente al sostentamento del detenuto dalle iniziali AF attraverso periodici pagamenti privi di qualsiasi giustificazione economica corrisposti ai familiari di AF, in parte poi destinati all'uomo d'onore attraverso versamenti in contanti effettuati presso il carcere Pagliarelli. Tra le altre indagini, il personale della Polizia Penitenziaria Pagliarelli di Palermo sottoponeva a trattamento provvisorio una lettera sottoscritta da altro detenuto dalle iniziali GC indirizzata alla sorella. La lettera veniva successivamente sottoposta a sequestro da parte della stessa Polizia Penitenziaria e acquisita nel presente procedimento penale. Nonostante la lettera sia stata spedita al detenuto, al quale destinataria la sorella, all'interno della stessa venivano rinvenute 2 ulteriori distinte missive indirizzate ad altri solali, impartendo chiare direttive. La corrispondenza sequestrata a opera della Polizia Penitenziaria del reparto Pagliarelli Lorusso confermava appieno l'ipotesi investigativa di un'efficace capacità degli esponenti di vertice della famiglia del villaggio Santa Rosalia, detenuti in tutto il periodo oggetto di investigazioni, di comunicare con i sodali in stato di libertà con i propri familiari coinvolti nella gestione degli interessi economici mafiosi da essi avviati stessi prima della carcerazione.